facendo due contrasti molto molto duri. Il primo sul pallone. Nicchia. Vediamo se punta avversario Corsino e sul sinistro potrebbe anche provarci. Gennaro rientra, caccia col sinistro, voltaggio, blocca. Poi Corsino ferma qui con qualità, Corsino apparecchia Nicchia che calcia anche lui, prende in pieno Pappalardo. È un Palermo che ci crede tanto. Adesso Lauti che sta giocando come centrale, ma in occorrenza chiaramente in assenza anzi di Corsino, che ha ripreso adesso la posizione. Nicchia, palla che rimane lì, Lauti fermato, poi Gennaro vince di fisico, Gennaro, voltaggio e poi Gennaro ancora commette fallo, dice di no, ma è fallo. Pappalardo, bella giocata sul mancino, Lauti lo vuole fermare con Gennaro che però non l'aiuta, lo fa adesso ed è dunque rimessa laterale. Palla fuori con Randazzo, scarica su Pappalardo, ancora Randazzo, lo insegue fino all'altra parte, Lauti che adesso un po' lo lascia. E adesso rimessa laterale, Randazzo, Pappalardo, adesso va sul sinistro, fa infatti questo, Lauti lo capisce e lo fronteggia fino all'ultimo, poi La Rocca! Ha trovato uno spiraglio e infatti Corsino un po' si arrabbia, dice non lasciarlo così,